Sarà nostro compito quello di salvaguardare con altrettanta attenzione quel patrimonio di imprese e di cooperazione che ci hanno lasciato in eredità. Davis Rizzo, già presidente di Costruttiva, il consorzio di cooperative della filiera edilizia e costruzioni che si occupa anche del Mose, è il nuovo presidente di Legacoop Veneto. Sarà lui a guidare l'associazione per i prossimi 4 anni. Proprio perché usciamo da una fase così difficile, dove abbiamo dovuto parare i colpi e in qualche maniera difenderci da una fase assolutamente difficoltosa, penso alla fase più acuta della pandemia, ad esempio. Credo che il mandato che ci apprestiamo ad iniziare sia invece da dedicarsi al rilancio e alla ripresa vera e propria. Il rilancio dunque l'obiettivo primario, perché se i numeri, superiori comunque alla media nazionale delle associate, confortano, non bastano a tranquillizzare in una fase che resta dominata dall'incertezza e le sfide sono molteplici. La Lega delle Cooperative rappresenta una compagine di imprese che opera in tutti i settori dell'economia veneta e di conseguenza ogni settore ha le sue esigenze, ha le sue necessità. Potrei citare a titolo meramente esemplificativo il problema che si sta sempre più avvicinando con l'entrata in vigore del prossimo nuovo codice degli appalti, ad esempio per quanto riguarda il settore degli appalti pubblici e delle costruzioni. Potrei pensare a tutto il tema del welfare che riguarda il settore dei servizi. Quindi gli ambiti di azione sono molteplici, lavoro da fare ne abbiamo tanto. Il neopresidente punta da qui ai prossimi anni a far crescere Legacoop anche dal punto di vista degli associati.